Cosa rappresenta, cosa vuol dire per Campofranco la festa dello sport? La festa dello sport è il coinvolgimento soprattutto dei giovani. Noi abbiamo un grande interesse per i giovani, ogni anno, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, grazie a Rino Pitanze che di sport sempre si è occupato, così come d'altra parte anch'io in gioventù, ma siamo tutti dediti allo sport in generale, perché far crescere i ragazzi, i giovani, avvicinandosi allo sport, crescono mentalmente e anche fisicamente. La festa dello sport a Campofranco quale principale obiettivo si prefigge? Ma penso che sia l'obiettivo un po' di tutta la festa organizzata in tutta la provincia di Caltanissetta, quello di lanciare e far verificare quelli che sono i veri valori dello sport, la grande capacità aggregativa di stare assieme e di essere uniti, come recita lo slogan che il CONI ha fortemente voluto quest'anno per celebrarla, quello appunto lo sport ci unisce. Quindi questi sono i veri valori dello sport e penso che sicuramente anche a Campofranco siano stati affermati. È stato un grande successo, la quinta edizione della Festa dello Sport in concomitanza con la giornata nazionale, infatti in concomitanza appunto in tutta Italia anche Campofranco ha risposto alla grande, avete visto più di 350 partecipanti, più di 1000 in totale in tutti i 20 giorni di sport. È un appuntamento fisso ormai che la nostra amministrazione si prefigge di anno in anno sempre maggiore. È uno dei punti fermi di questa amministrazione per quanto riguarda lo sport in generale. Quest'anno veramente siamo molto soddisfatti, abbiamo raggiunto dei picchi di partecipazione e di compiacimento anche da parte della cittadinanza, dei genitori, di tutti i partecipanti. Abbiamo avuto ragazzini dai 4 ai 5 anni fino ai 75-80 anni con il torneo di bocce, con tutto quello che riguarda lo sport. Lo sport è aggregazione, lo sport è socializzazione, è stare insieme e anche quest'anno abbiamo raggiunto veramente ottimi risultati. Speriamo che i prossimi anni si possa continuare su questo trend. Ci siamo molto divertiti, abbiamo fatto tantissimi giochi, in questi giochi ci sono stati il calcio, che abbiamo fatto magari i campi delle squadre dividendoci, anche il basket attraversando degli ostacoli e poi anche alcuni palleggi con la pallavolo. Qual è il tuo sport preferito? Pallavolo. Ti sei divertita? Sì, molto. Cosa avete fatto? Ho giocato a pallavolo, a basket, calcio, tiro con l'arco. Ho giocato a calcio e ho fatto basket e ho tirato con l'arco. E il tuo sport preferito qual è? Calcio. Il tuo campione preferito? Messi. E la squadra del cuore? Milan. Noi ci teniamo tanto, sono 4 anni da quando siamo in amministrazione che cerchiamo di diffondere non solo lo sport ma la cultura, la promozione dei prodotti tipici. Ecco, dobbiamo valorizzare e far crescere il comune di Campofranco e questa sera è un'occasione particolare, noi ci teniamo tanto e ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa. Un intero paese coinvolto in questa manifestazione? Un intero paese, soprattutto i giovani, i giovanissimi, i ragazzi delle scuole che sono stati con noi, che ci hanno aiutato a diffondere tutte le attività sportive e tutte le associazioni, non per primo la Proloco ma l'associazione ERA, la Polisportiva Olimpia, che hanno organizzato tutto l'evento. Alla festa dello sport a Campofranco anche Michele Giordano, assistente arbitro a livello nazionale. Per lei cosa rappresenta questo riconoscimento? Per me rappresenta tantissimo perché è un motivo di orgoglio essere di Caltanissetta, portare in giro il nome di Caltanissetta nei campi di Serie A e quindi sapere che anche persone con cui non ho rapporti diretti, che non ci conosciamo in maniera diretta, mi seguono e tra virgolette possono essere i miei tifosi, mi inorgoglisce tantissimo e quindi veramente è un grazie che dico all'amministrazione comunale, all'Olimpia di Campofranco, che si sono ricordati di avere un concittadino tra virgolette in quanto della stessa provincia che rappresenta, cerco di rappresentare quantomeno nel migliore dei modi lo sport a livello nazionale. Come procede la sua carriera? È il momento più bello? Procede bene, facciamo i dovuti scongiuri, procede bene. In questo momento siamo in un momento di pausa in quanto il campionato è finito, per cui stiamo un pochettino facendo la fase di scarico, defaticando dal punto di vista atletico, pronti a ricominciare in quanto già a fine luglio saremo già in ritiro per la nuova stagione.
Il momento più bello, ne dovrei elencare tantissimi, sicuramente ne parlavamo poc'anzi, la mia penultima partita arbitrata quest'anno è coincisa con la festa dello scudetto del Milan, perché era Roma-Milan, e non lo dico da milanista, cioè semplicemente da appassionato dello sport, quindi assistere a una festa del genere, con la mia 100ª gara in Serie A, quindi assistere a una festa dello sport, partecipare emotivamente con un traguardo sicuramente per me prestigioso, è stato un momento veramente molto bello.